Anche il comune di Naro, nella persona del primo cittadino onorevole Maria Grazia Brandara, sarà presente insieme ai sindaci del Sud per onorare la festa del 25 aprile della Liberazione a Napoli, per affermare il valore della coesione nazionale e della equa distribuzione delle risorse, aderendo alla rete del Recovery Sud. Mentre nella giornata di oggi pomeriggio sarà anche occupata l'aula consiliare dello stesso comune per protestare sul taglio delle risorse che l'Europa destina al Sud per una percentuale del 68%. Invece, da notizie avute dal governo di Roma, decurterà il finanziamento al 40%. L'occupazione delle aule consiliari nella giornata pomeridiana sarà eseguito anche da altre amministrazioni comunali, non solo isolane. Io la ringrazio. Questo del Comune di Naro non sarà un momento isolato, perché nella corrispondenza interna che abbiamo con gli altri colleghi sindaci della provincia di Agrigento, in moltissimi hanno risposto che condividono l'iniziativa e che credo che anche loro simbolicamente e pacificamente occuperanno le aule consiliari dei loro comuni. E questa è un'iniziativa che serve, come lei ha ben detto, di supporto a quell'incontro che ci sarà a Napoli, piazza Plebiscito, il giorno del 25 aprile. Ovviamente sarà una nutrita rappresentanza, ma pur sempre una rappresentanza dei 500 sindaci, se non altro per ragioni di Covid. Perché? Perché accendere i riflettori e fare questa battaglia, ma che deve essere non tanto nella forma, ma nella sostanza molto concreta. Come voi sapete, questo periodo eccezionale, mondiale, di pandemia, ci ha creato dei disastri in tutte le nazioni del mondo. L'Europa ha destinato tantissimi miliardi al meridione d'Italia. L'Europa dice altresì, oltre che alle altre nazioni, dice altresì che il 68% di queste risorse va investito, va dato al meridione. Ebbene, da calcolo invece che abbiamo fatto, loro che il governo centrale si fermerebbe al 40%. E allora io dico una cosa: il governo si deve comportare come il buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia distribuisce equamente le sue risorse, sapendo però che se c'è qualche figlio che ha maggiormente bisogno, quello deve dare, ma non perché noi siamo lì con il cappello in mano a chiedere dateci, perché è quello che ci spetta. Solo così noi, nel corso della festa della liberazione, potremmo liberarci dal divario atavico che c'è tra nord e sud. Allora, io vi dico una cosa: io non lo so che risultati otterremo, però in tutta coscienza io non mi sento di non affrontare battaglie forti, e ripeto e ribadisco forti, perché nei confronti delle future generazioni io non voglio avere questo rammarico, questo rimpianto, questo rimorso, soprattutto di non essermi battuta per dare prospettive alle future generazioni. Dice: perché non ci avete pensato prima? Mai come adesso ci sono tutte queste risorse da assegnare, mai come adesso. E allora, viva Dio, dobbiamo fare. Certo, c'è un altro limite, mi consenta che le rubo ancora un attimo. Prego. L'altro limite è: arrivano le risorse, arriveranno tante risorse, perfetto. Ci vogliono le persone, i tecnici, per poter progettare, per poter proporre progetti significativi, concreti, e intanto presentarli. E voi, come sapete, tranne rare eccezioni, in tutti i comuni, soprattutto gli apicali, sono tutti prossimi alla pensione, e quindi insomma ci vuole questa ribatterizzazione della macchina burocratica. Abbiamo bisogno di giovani intelligenti, preparati, scelti per merito. Quando avremo fatto questo, insieme ai soldi che l'Europa ci darà, possiamo cominciare a guardare al futuro con un occhio più sereno, sapendo che non saremo i sindaci di adesso a vedere i risultati del futuro, ma se questi sindaci di oggi se ne staranno con le braccia conserte, certamente noi avremo tagliato l'aria a tutta una futura generazione, e non è corretto.